dove muovere di rendere stabile, di stabilizzare il proprio vicinato. No? Stabilizzare il proprio vicinato, dicevo, era un compito che non era stato pensato per l'originaria comunità economica europea, che era nata come, diciamo, una forma di integrazione interna, soprattutto di stampo economico e commerciale, ai paesi dell'Europa occidentale. Quindi la nuova sfida dell'inizio degli anni 90 era stabilizzare il vicinato europeo, il vicinato meridionale e il vicinato orientale. E i problemi in queste due aree ovviamente erano diversi, perché nel vicinato orientale il problema era di riempire quello spazio che era stato sovietico, quindi si trattava in qualche modo di gestire un'eredità, del sistema internazionale precedente, quindi gestire l'eredità della guerra fredda. Nel vicinato meridionale invece si trattava di affrontare problemi nuovi, problemi che oggi tutti quanti consideriamo centrali nello scenario internazionale, li consideriamo centrali per la nostra sicurezza, per le nostre società, che allora erano problemi nuovi, problemi dei flussi migratori controllati o clandestini, il problema del fondamentalismo e il problema del terrorismo. Quindi un doppio vicinato da stabilizzare, a est diciamo il vicinato orientale, a sud il vicinato meridionale, ma con problemi diversi. Problemi diversi che quindi richiedevano strategie diverse. A est la scelta fu quella obbligata, concordo con l'ambasciatore Lenzi e con il professor Pierucci che mi hanno preceduto, la scelta obbligata di procedere al processo di allargamento, un processo che ha creato indubbiamente delle difficoltà interne all'Europa, ma che dal punto di vista di politica estera è stato indubbiamente un successo. È stato un successo perché ha consentito, diciamo, nel giro di uno spazio di anni ridotto, no? La transizione di paesi di stampo, di modello socialistico, questi paesi che hanno vissuto per 45 anni sotto l'ombrello politico e economico dell'Unione Sovietica, a democrazie, a paesi di libero mercato, anche se ultimamente c'è stato qualche passo indietro, soprattutto per quanto riguarda l'Ungheria, però l'allargamento è stato da questo punto di vista un successo. Si può poi discutere se invece degli equilibri interni dell'Europa l'allargamento è stato fatto nella maniera giusta, con i tempi giusti, con le modalità giuste, ma concordo con chi mi è preceduto sulla strada obbligata che rappresentava questo percorso. A sud, vi dicevo, problemi nuovi e ovviamente l'allargamento non era una strada preclusa perché non si trattava di paesi geograficamente europei, ma si trattava di vicini mediterranei non europei, no? Nonostante ci fosse stato qualche precedenza, ad esempio il Marocco che negli anni 80 aveva richiesto l'adesione alla Comunità Europea, no? L'Europa in quanto tale può allargarsi a paesi che geograficamente insistono sul continente europeo. E quindi la scelta fu quindi procedere ad una forma di partenariato molto avanzata, che ha preso il nome di processo di Barcellona o partenariato mediterraneo che cominciò a metà degli anni 90. Si trattava di una forma di rapporto molto stretto fra paesi dell'Europa, dell'Unione Europea, nel frattempo era nata l'Unione Europea, e paesi della sponda sud del Mediterraneo. Un partenariato che era fondato su tre cesti di collaborazione: un cesto politico, un cesto economico, un cesto sociale e culturale. Non riprendeva il vecchio schema forse della conferenza di Helsinki del 1975, i tre cesti famosi. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo generale di trasformare i documenti istitutivi di Barcellona, lo spiego bene, la Dichiarazione di Barcellona, di trasformare il Mediterraneo in un'area di dialogo, scambio e cooperazione che trasformasse il Mediterraneo in un lago di pace e non di conflitto. Come fare questo? Attraverso appunto questi tre ambiti di cooperazione, uno politico, no? In cui ci si proponeva da un lato la risoluzione dei conflitti aperti in questa regione, soprattutto i conflitti aperti ad est, quindi quello su Cipro e quello storico tra arabi israeliani, tra israeliani e palestinesi, nonché quello aperto ad ovest, cioè la Sahara occidentale. Sempre il cesto politico si proponeva di favorire forme di promozione, no? Non di esportazione
attraverso anche la progressiva istituzione di un'area di libero scambio. E poi quello forse più innovativo era il cesto sociale e culturale, cioè l'idea che siamo all'inizio degli anni 90, quindi circola l'idea, no, messa in moto dal procuratore americano Huntington dello scontro di civiltà come tratto caratterizzante del futuro sistema internazionale. Quindi l'idea era aiutare dal basso società, culture, identità diverse a conoscersi, no? La reciproca conoscenza supera, questa era l'idea di Barcellona, possibili motivi di attrito se non di conflitto. Quindi l'impianto complessivo delineava una politica volta alla trasformazione pacifica attraverso gli strumenti, quelli che diceva prima l'ambasciatore, tipici della diplomazia europea, cioè gli strumenti del soft power, strumenti civili, diplomatici, culturali, di cooperazione, la trasformazione della regione mediterranea, renderla conforme, possiamo dire, agli standard europei. Quindi una trasformazione in termini più lunghi, però il disegno era quello. Quindi era una politica, si può discutere se è giusto o sbagliata, si può discutere se elaborata con criteri giusti o meno, ma di fondo c'è una politica, quella che oggi penso siamo tutti d'accordo, ma oggi la politica è il dibattito tra missione Mare Nostrum e missione Triton, no? E invece di fondo c'è un disegno che però, come hanno anticipato i miei colleghi, è fallito, perché questo grande, impianto di tentativo, questo grande progetto trasformativo del Mediterraneo basato sugli strumenti tipici della diplomazia europea, no? Quindi non confondere il disegno di Barcellona con il disegno americano di esportazione della democrazia che ci è stato legato alle guerre, al terrorismo e quant'altro. Questo disegno è fallito, no? C'è una data simbolo del 2005, no? a 10 anni dalla dichiarazione di Barcellona si rincontrano gli stessi cambi di governo, più o meno ovviamente con qualche avvicinamento, avevano firmato la dichiarazione di Barcellona e l'idea è quella di un fallimento generale. E si è molto dibattuto sul perché l'Unione Europea, nel momento in cui ha elaborato, è riuscita, no, a mettere d'accordo tutti i suoi membri, perché Barcellona nasce quando l'Unione Europea ha 15 membri, poi l'Unione Europea si trasforma, diventa 25, 27, 28, no? Perché l'Unione Europea ha fallito in questo ambizioso disegno di ridisegnare le relazioni euro-mediterranee e varie chiavi interpretative sono state offerte su questo fallimento. Quindi direi che le principali chiavi interpretative sono le seguenti, poi ognuno ovviamente ha le sue idee. La prima chiave interpretativa dice che Barcellona è fallito sostanzialmente perché è cambiato il contesto rispetto al momento in cui il progetto era stato lanciato, perché il progetto è stato lanciato a metà degli anni 90, quando si pensava, si riteneva, si auspicava che il Mediterraneo si avviasse verso un futuro di dialogo, di pace, di collaborazione, perché erano stati da poco firmati gli accordi di Oslo tra israeliani e palestinesi. Quindi in quel contesto lì la voce, il soft power europeo avrebbe dovuto avere un senso, un significato coinvolto. Nel contesto dei primi anni 2000, quindi nel contesto di guerra al terrorismo, contesto di secondo alcuni di scontro di civiltà, non sposo quella visione, ma è una chiave di lettura che andava molto di moda dopo gli attentati del 2001. In quel contesto lì Barcellona non aveva più nessun senso. Quindi chi sposa questa teoria dice sostanzialmente che Barcellona è fallito perché ha cambiato il contesto rispetto a quello in cui era stato creato. C'è chi dice che la colpa non è del contesto, la colpa del fallimento in realtà è dell'Unione Europea in quanto tale, in quanto avrebbe come dire, la Barcellona sarebbe rimasto incastrato nella tradizionale dialettica interna all'Europa tra dimensione mediterranea e dimensione nordico-continentale, per cui in realtà negli anni in cui il grande enfasi veniva riservato al processo di Barcellona, in realtà fondi e impegno politico erano riservati adesso al processo di allargamento che vi accennavo prima. Quindi secondo questa diversa proposta interpretativa,
risalire il fallimento di questo progetto soprattutto alla scarsa disponibilità dei paesi mediterranei a andare oltre forme di collaborazione che non fossero semplicemente quelle di tipo economico. Cioè i paesi mediterranei in realtà interessati ai soldi dell'Unione Europea, ma non a seguire l'Unione Europea per grandi progetti di cambiamento delle proprie strutture statali e dei propri modelli politici. Questi a mio avviso sono i principali elementi del dibattito, ognuno ha le sue idee, ognuno secondo me contiene elementi di verità, elementi di debolezza. Nel frattempo l'Unione Europea tentò di aggiornare i propri strumenti, prima unendo strategia est, dopo il processo dell'allargamento unendo strategia est e strategia sud attraverso la nuova politica europea di vicinato, che però per il Mediterraneo la nuova politica europea di vicinato che nasce negli anni 2000 aveva nel frattempo perso la grande unità di Barcellona, le due grandi unità di Barcellona, cioè aveva perso l'idea di creare un quadro multilaterale del Mediterraneo. La politica europea di vicinato nasce e si sviluppa esclusivamente su rapporti bilaterali e l'altra grande unità di Barcellona, che la politica europea di vicinato perde, è questa enfasi sui temi della democrazia e dei diritti umani. La politica europea di vicinato in realtà privilegia gli aspetti soprattutto di natura economica. C'è stato poi il disegno maestosamente presentato, ma in realtà dagli esiti molto deludenti dell'Unione per il Mediterraneo. Ci sono state poi le rivolte arabe e quello che questo hanno comportato, però direi che negli ultimi anni la politica mediterranea dell'Unione Europea ha vissuto una svolta, chiamiamola realista, no? Il grande disegno di promozione della democrazia di Barcellona si è un po' rattrappito, un disegno molto più, chiamiamolo realista in due sensi, sia perché si privilegia più l'aspetto tecnico e economico rispetto al grande progetto politico di Barcellona, ma direi anche realista perché soprattutto dopo il 2001 la scelta è stata quella di affrontare i problemi che l'Europa vede provenire dal Mediterraneo, affrontarli non più attraverso il cambiamento di queste società, ma affrontarli attraverso l'accordo con il dittatore, con il dittatore di turno, no? Quindi la politica è stata quella di accordi con i vari Mubarak e Ben Ali per risolvere quelli che l'Europa percepiva come i suoi problemi, quindi migrazione, fondamentalismo e terrorismo. E quindi questa svolta realista dell'Unione Europea è stata anche qua spazzata via un po' dalle rivolte arabe del 2011. Per concludere, io direi che oggi la sfida europea rimane aperta su due fronti, rimane aperta a sud, la stabilizzazione mediterranea,